Io l'ultima volta che ho visto mio figlio era, penso, ottobre del 2019 e aveva 2 anni e mezzo, adesso ne ha fatti 8 da poco e non ho più avuto né una telefonata né un messaggio, nessun tipo di comunicazione di nessun genere. La disperazione di Michela, nome di fantasia, la mamma di 36 anni che si sta battendo per riavere il figlio di 8. L'ex compagno, veneziano di origine, vive a Tenerife e le impedisce ogni contatto. Lui, 33 anni, deve rispondere di sottrazione internazionale di minore. Se potessi rivederlo, gli direi che non ho mai smesso di cercarlo. Penso che lo abbraccerei, gli direi che mi è sempre mancato tanto e non so neanche più cosa dire, perché non so neanche se mi riconoscerà sinceramente o se sarò più io un trauma per lui che non mi vede da tanti anni. La coppia viveva a Treviso quando, dopo la nascita del figlio, ha deciso di spostarsi in Spagna. Poco dopo sono iniziate le violenze. Michela è dovuta fuggire e tornare in Italia, lasciando il figlio a Tenerife. L'uomo, con alle spalle precedenti per droga, ha chiuso i rapporti tra mamma e figlio. Poi, qualche tempo dopo, gli avrebbe mandato un messaggio: firmami le carte per l'affidamento esclusivo di nostro figlio e potrai rivederlo. La donna ovviamente ha rifiutato. I primi mesi senza sapere dov'è tuo figlio di 2 anni e mezzo sono, penso si possa considerare veramente la morte in vita. La 36enne ha trovato un lavoro ed ora vive nel Vicentino con un unico desiderio: riavere il suo piccolo. Un dolore nel dolore, da poco ha perso il padre. Questa è un'altra delle grandi ingiustizie che si possono fare a una persona, perché mio figlio ha vissuto con mio padre il primo anno della sua vita. A difendere la mamma, l'avvocato Valentina Gatti, che si è rivolta ad un team di legali spagnoli per intentare una causa che permetta alla 36enne di arrivare al ricongiungimento. Intanto l'uomo vive con un'altra donna dalla quale ha avuto altri figli. Sono riuscita a risalire alla compagna del padre di mio figlio che mi ha mandato i documenti di una denuncia fatta anche da lei su violenza domestica, dove in questa denuncia mio figlio di 7 anni all'epoca la chiamava mamma, giustamente le diceva: mamma, ho paura, chiama la polizia. Un figlio è un amore eterno e questo Michela lo sa bene. A me a questo punto mi interessa che mio figlio venga tutelato, di sapere che stia bene, che vengano ristabiliti dei rapporti con la sua famiglia e poi qualsiasi sarà la cosa migliore per lui, a me andrà bene, come se deve tornare in Italia per stare con me, come se devo io tornare là per stare con lui, l'importante è che stia bene.